Spesso vado nella campagna suggestiva, una pianura melanconica, deserta, senza alberi. La nostra vigna è l'ultima. Due pini alti fremono continuamente sotto il cielo d'un azzurro triste di viola mammola. Al di là cominciano le tancas melanconiche, animate solo da qualche greggia, e sembrano sconfinate. Da sotto il pino ove è inciso il nome di Sebastiano Satta, che deve aver sentito la triste poesia di questo luogo, io guardo la vastità desolata e desidero andare attraverso questa infinita e pur dolce tristezza della natura sarda. Chissà, se diventerò ricca mi farò una casa qui, sotto l'incensante murmure dei pini. La località prendeva nome da questo pino solitario, superstite forse di antichissime foreste che neppure la tradizione ricordava. Tanto più straordinario, oltre che per la sua grande altezza e il volume dei suoi rami potenti, per la sua quasi miracolosa vita in quell'estensione di pianure onduleggianti, quasi selvagge ed aride, prive di ogni altra vegetazione. Vi allignavano solo i fichi, bassi, tozzi, grossi, con certi tronchi e rami biancastri che parevano membra di giganti storpi ripiegati sulla loro sconfitta, e anche la vite, che un volenteroso agricoltore aveva tentato di piantare su certe distese volte ad oriente, verso le lontananze dei monti, ma che dava un vineto chiaro, aspro, stentato. Eppure venne un uomo d'oltremare, e credo fosse un coatto, condannato per una non so quale colpa che doveva essere involontaria, perché bastava guardarlo negli occhi celesti, attoniti, in un viso pallido e liscio come quello di una donna, per avere fiducia in lui. E in lui ebbe piena fiducia il buon agricoltore, che aveva coraggiosamente piantato la vigna nella desolata landa. Appena l'uomo si presentò per chiedere lavoro, vai nella località detta il Pino e guarda se c'è qualche cosa da fare. L'uomo andò. Tornò che sembrava un altro, con gli occhi che pareva avessero preso un po' dell'azzurro vivido e scintillante sopra il pino, e disse: tutto c'è da fare, poiché c'è un tesoro nascosto fra le pietre sotto la muriccia di cinta. E come l'altro lo guardava come si guardano gli idioti, aggiunse: c'è l'acqua. Si chiamava Arcangelo, e come un arcangelo, a poco egli mutò il luogo in un piccolo paradiso terrestre. Scavò fra le pietre, fece una vasca ove l'acqua si raccoglieva lentamente, sì, ma bastevole per alimentare un orto che egli piantò coi quadrati bordati di fiori. Cose mai vedute. Quando si andò a vederle, fu una festa per noi fanciulle, selvatiche sì, come il luogo prima che arrivasse Arcangelo, ma anche con naturali disposizioni ad essere, come il luogo, ingentilite e coltivate. E l'anima nostra rassomigliava al pino, altissimo e amico del cielo, delle nuvole, degli uccelli, dei colori orientali dell'orizzonte. Il pino che sovrastava ogni cosa intorno e pareva più alto dei mondi lontani, e viveva per conto suo, sopra la piccola e pure grande fatica dell'uomo esiliato, senza badare ai cavoli e ai fiori. Solo e potente con le sue calme, i suoi mormorii, le sue rabbie oceaniche quando lottava contro i venti e ne vinceva il rumore. Un giorno in ottobre si andò a vedere questa nuova meraviglia
E meraviglia era, per averla fabbricata con le sue sole mani e l'aiuto della natura, un uomo debole, già quasi vecchio, che si nutriva di sole erbe come un eremita. Non una tettoia, ma una vera casa egli aveva costruito. 2 camere con finestre, porte, focolare, giaciglio, sedili. Di sedili aveva provveduto anche lo spiazzo davanti, rinforzato da una cintura di sassi, nelle cui incavature aveva piantato come in vasi naturali piantine di rose selvatiche, felci e prunalbi. Anche intorno al pino si ripeteva la stessa decorazione e sul rialto rotondo cresceva l'erba e in mezzo all'erba e agli aghi dorati che cadevano dalla pianta pareva si posassero strani uccelli, alcuni con le ali verdognole chiuse, altri con le ali scure, aperte. Erano le pigne che egli aveva lasciato sul posto per migliore sorpresa e gioia delle sue piccole padrone. Il progetto prevede il disegno e la realizzazione di un giardino tematico dalla connotazione ibrida, sarà parco urbano e percorso ludico-museale all'aperto. Si partirà con un programma di restauro e tutela conservativa degli elementi presenti sull'area e, seguendo il filo conduttore della novella Sotto il Pino, un percorso, disegnato nel rispetto del paesaggio esistente, condurrà l'ospite alla scoperta dei poli attrattivi, rendendo tangibile quanto descritto dalla Deledda nelle sue composizioni. Un sentiero profumato, delimitato da un muretto in pietra e dai rami tagliati del pino, porterà al sedime di un canale ormai asciutto, alla vasca d'acqua e agli orti, posti su un dislivello di minore altezza. Durante l'itinerario si potranno ammirare le antiche piante di fico e la nuova vegetazione messa a dimora. Risalendo la piccola collina si arriverà all'incontro con il maestoso tronco del pino, ora abbattuto. Una via condurrà al piazzale comunitario, mentre la seconda via condurrà al piccolo polo museale, la casetta in pietra e successivamente alla vigna didattica. Si prevede la realizzazione di un volume di modeste dimensioni, con tetto a falde in incannicciato e copie e muri in pietra imbiancati a calce, secondo la tradizionale tecnologia costruttiva tipica della Sardegna rurale. Il percorso museale si svilupperà a partire dall'esterno, accogliendo il visitatore nella sala d'esposizione principale. Qui si potranno consultare le fotografie e i documenti storici raccolti nel tempo dalla Onlus Ortobenessere, fautrice dell'iniziativa. Tra i pannelli espositivi spiccherà un angolo arredato dedicato a ricreare il focolare e le sedute descritte nell'avventura della novella deleddiana. Una porta in legno separerà i due ambienti comunicanti. La zona museale espositiva dalla zona museale interattiva. Una volta varcata la soglia, i fruitori potranno fare la conoscenza delle mascotte del parco tematico e ascoltare, dalla voce narrante di una guida, l'epilogo della novella. Uscita dal polo museale, i visitatori saranno accolti all'interno della vigna didattica, nella quale potranno imparare a prendersi cura di una piccola pianta di vite. Il parco, che sarà realizzato e custodito dall'associazione, sarà capace di restituire al visitatore le emozioni e i luoghi descritti dalla Deledda in tante sue opere, novelle, lettere e romanzi. Impressioni che ancora oggi pervadono questi spazi, che riecheggiano della presenza della scrittrice.
Amici nuoresi, se quel pino, intorno a cui fiorì un sogno di fanciulla, della più grande tra le donne d'Italia, e in cui il poeta nostro incise il suo nome, preso dalla triste poesia di quel luogo, esiste ancora, onoratelo di segni d'affetto. Esso deve essere sacro alla spiritualità isolana.